50 anni dopo le prime pitture sui muri a San Sperate, un altro centro del Campidano, San Gavino Monreale, si è arricchito di una preziosa collezione di murales. Tutto è iniziato nel 2014, quando un gruppo di ragazzi fondò l'associazione culturale Schizzo per ricordare un amico scomparso. Il progetto muralistico di San Gavino Monreale, quindi non solo Murales di San Gavino Monreale, noi l'abbiamo voluto chiamare così perché appunto non solo Murales, è forse il progetto più giovane che in Sardegna è nato attorno alla realtà muralistica e quindi al dipingere sulle pareti. È un progetto appunto giovanissimo, è nato nel 2014, però in questi anni abbiamo già realizzato oltre 60 opere. Si distingue forse un po' dagli altri progetti muralistici sardi, quindi dalla realtà muralistica sarda, perché contempla e si avvicina un po' di più all'arte contemporanea. Quindi diciamo che da noi c'è forse il tentativo di avvicinare la parola murales alla parola street art, che volendo sono sinonimi. Si tratta sempre di dipingere su pareti en plein air, quindi i musei a cielo aperto, all'aria aperta, di dipingere e di trasmettere dei messaggi. Sono dei sinonimi semplicemente probabilmente detti in due lingue diverse. Il muralismo, quello più classico, tradizionale sardo, è di ispirazione sudamericana probabilmente, quindi è arrivato in Sardegna dopo l'arrivo di cileni e popoli sudamericani scappati dalle grandi dittature appunto sudamericane del secolo scorso, che hanno portato in Sardegna l'arte di esprimere la protesta o comunque messaggi politici dipingendoli su muri anche in dimensioni particolarmente grandi, quindi molto importante sicuramente la monumentalità oltre al messaggio. Dagli anni 2000, forse anche dal 90, si è sviluppato invece in tutto il mondo il fenomeno della street art, quindi molto più metropolitano, molto più attuale, molto più internazionale. A San Gavino forse questi due fenomeni si sono un po' incontrati, un po' grazie alla presenza di Giorgio Casu, che è un artista di fama internazionale sangavinese, che girando per il mondo ha raccolto sicuramente queste influenze e ci ha aiutato a riportarle qua. Oggi San Gavino è diventato un po' una vetrina internazionale, quindi siamo riconosciuti sicuramente a livello nazionale come una delle realtà più importanti della street art, e il nostro nome, forse anche grazie, sicuramente anche grazie all'uso che facciamo dei social media, è rimbalzato anche in ambito internazionale, tanto da essere diventati anche meta ambita di tanti street artist e muralisti che girano per il mondo e vorrebbero venire a dipingere a San Gavino e avere il loro nome accostato ad altri grandi ospiti che abbiamo avuto. Oggi abbiamo circa 60 opere di alto livello, di grande dimensione soprattutto. Ospitiamo almeno 3-4 volte all'anno, senza organizzare un festival, ma in maniera spontanea, con delle residenze artistiche, appunto degli artisti che provengono o sardi, sempre per tenere una certa radice territoriale, o italiani, perché l'Italia comunque sia è una delle patrie del muralismo e della street art, e oggi stanno arrivando anche tanti muralisti da tutto il resto del mondo, quindi dall'Europa, moltissimi dall'America Latina sicuramente, quindi colombiani, messicani, boliviani. Ognuno di questi artisti chiaramente arriva qua, conosce il contesto, quindi cerca di rappresentare a modo suo come ha vissuto questo periodo della Sardegna. È un'arte contemporanea chiaramente, quindi non gli si può chiedere di rappresentare sempre la civiltà contadina o i temi classici della sardità con gli stili e con i temi e con i soggetti appunto troppo tipici della sardità, ma proprio per il fatto che in un'arte contemporanea riportano uno stile internazionale, uno stile mondiale, globale, a un tema
a un tema più sardo. Il muralismo e la street art, essendo un fenomeno di strada appunto, quindi che viene vissuto dalla società dentro il paese, non è soltanto un fenomeno estetico di puro e di mero abbellimento di una parete tramite colori o belle forme. Questo è sicuramente una delle chiavi più importanti, cioè si abbellisce e si restituisce decoro a dei muri magari abbandonati, però tutto attorno alla street art ci sono tanti altri fenomeni che la tengono su. Uno è il fenomeno sociale, appunto, essendo un fenomeno di strada si dipinge, si ha a che fare con le comunità che ti ospitano, quindi un artista francese che arriva a San Gavino conoscerà il quartiere, conoscerà il padrone di casa che lo ospita, ma conoscerà anche per esempio la nostra associazione, che un po' lavora come una crew. Nel senso che noi non siamo tutti artisti, ma ci piace dare supporto all'artista, diventare artisti per qualche giorno. Quindi la contemporaneità dell'arte di strada è data anche da questo, dalla fase precedente, quindi dalla pre-produzione, la scelta di su quale muro andare a intervenire. Questa scelta di solito avviene o perché è un muro particolarmente indecoroso o perché è un muro con una grande visibilità. Poi un'altra fase importante è la fase della produzione, che coinvolge tutti i ragazzi della nostra associazione, l'artista e solitamente almeno il quartiere che lo ospita. Quindi per 10-15 giorni per esempio ci si trasferisce in un non luogo, in quello che sino ad oggi è stato un non luogo del paese, creando anche momenti di festa, di convivialità. Quindi si dipinge tutti assieme, si impara moltissimo, c'è uno scambio culturale sicuramente con l'artista, che magari porta la sua cultura francese piuttosto che boliviana e riparte via con un po' di cultura sarda. Questo fenomeno a San Gavino, soprattutto quello sociale, ha trovato un terreno fertilissimo che sinceramente inizialmente neanche noi ci aspettavamo. Ci hanno dimostrato un grandissimo affetto, ha dimostrato un grandissimo amore verso questo progetto, quindi tutti i sangavinesi, ma non solo, anche dal territorio circondario lo sentono proprio. Non abbiamo mai subito atti di vandalismo e questo è già un segnale importantissimo. Sino ad oggi non siamo mai intervenuti con nessun tipo di restauro conservativo, un po' perché è un lavoro faticoso e andrebbe fatto comunque sia da chi ha realizzato l'opera quasi sempre ed è difficile riportarlo qua per restaurarla, un po' perché essendo arte contemporanea forse è davvero effimera. Ha un senso nella contemporaneità, quindi si sta parlando di un argomento che è attuale in quel periodo, ma soprattutto subisce anche gli agenti atmosferici che la rovinano, quindi una volta finita quell'opera, chi l'ha vista bene, chi non l'ha vista potrebbe anche guardarsi soltanto le fotografie e noi potremmo pensare di andarci sopra con una nuova opera che sia di nuovo più contemporanea e più attuale. Le nostre opere sono nate dall'autofinanziamento, quindi raramente abbiamo avuto accesso a contributi pubblici, questo un po' ci dispiace e un po' ce ne facciamo un vanto, perché comunque ci tiene liberi e indipendenti da qualsiasi etichetta politica.